Presentata questa mattina a Jesolo la rassegna teatrale Verso Nuove Stagioni, curata dalla città di Jesolo con la città metropolitana di Venezia e organizzata in collaborazione con Regione Veneto e Arte Ven, il circuito teatrale regionale. È ormai un evento tradizionale che portiamo avanti nella nostra città con nomi assolutamente importanti. Abbiamo anche quest'anno strutturato un programma grazie a Arte Van molto significativo con artisti di altissimo livello, con una grande combinazione di tipologie anche di serata teatrale. Quindi c'è il divertimento, c'è il classico teatro con il balletto e c'è insomma la maniera di potersi distrarre e soprattutto a crescere culturalmente sia per i nostri cittadini, ma notiamo anche che c'è soprattutto nei doppi spettacoli un grande turismo culturale che un po' alla volta si sposta su Jesolo. Jesolo sta diventando un centro culturale importante su queste iniziative. Vorrei ricordare anche che appunto anche quest'anno gli abbonamenti e i costi dei biglietti sono veramente molto bassi e abbiamo continuato su questa linea di una cultura che sia proprio aperta a tutti e quindi non solo a chi può. Saranno 8 gli spettacoli distribuiti nell'arco di 4 mesi, dal 3 dicembre 2019 al 17 marzo 2020, con un calendario che si preannuncia ricco di qualità. L'apertura è con Simone Cristicchi, che dobbiamo addirittura fare in doppia replica per accontentare sia gli abbonati che il pubblico a biglietto, ma poi arriva Anna Galliena, Deborah Caprioglio, Caterina Murino che è una Bond girl e con la partecipazione di Paolo Gasman con 8 donne e un mistero. Altri spettacoli, uno con Lella Costa scritto dalla Serena Dandini, Enrico Loverso che interpreta Pirandello, la Nancy Brilli con A che servono gli uomini con la regia di Lina Vermeulen che torna in Italia con un Oscar nello zaino, poi il Balletto del Sud con la serata romantica il 14 e il 15 di febbraio, è una data degli innamorati, quindi innamorati andate a vedere la serata romantica del Balletto del Sud, poi arriva Enzo Iacchetti e Pino Quartullo il 5 di marzo con l'Hollywood Burger, chiude in bellezza una bellissima operetta che è La Vedova Allegra di Franz Lear il 17 marzo 2020. L'area del Veneto del Nord, insomma la parte orientale, una sequenza cronologica di spettacoli intanto che non si sovrappongono, quindi idealmente uno spettatore ha una scelta ampissima, ma la sequenza di spettacoli per qualità, per varietà non ha paragoni e non è assolutamente diversa da quella delle grandissime aree metropolitane.